Medioevo fino ai giorni nostri, perché le bricole, cioè i segnavia lunari, i pali infissi nei fondali per indicare le vie d'acqua, sono recenti, hanno al massimo 20 anni, non durano più di 20 anni, ma la basilica di Torcello ha 1000 anni. E poi c'è il grande elemento naturale di sfondo che è appunto rappresentato dalle Alpi. Questo è un paesaggio e ci dà la percezione appunto di come il paesaggio sia una realtà complessa che si stratifica storicamente e che si evolve storicamente. Entità in perenne divenire sotto l'impulso della cultura e dell'economia dell'uomo, nonché delle spontanee trasformazioni dell'ambiente naturale. Quando sono passato sulla cima di questo rilievo prealpino, l'ho trovata desertificata dal fatto che le mucche ci stazionano e ci rilasciano le loro deiezioni. Cosa hanno fatto le mucche? Hanno fatto un'azione di diserbo chimico, in sostanza. Ma se passerò attraverso questa vetta fra 100 anni, quando l'allevamento dei bovini in montagna sarà definitivamente tramontato a favore di quelli brasiliani, qui troverò una foresta di faggio. E quindi questo paesaggio sarà profondamente mutato sotto l'impulso di forze e di elementi naturali che premono costantemente. Abbiamo dimenticato di dire che un paesaggio come quello precedente, cioè un paesaggio umanizzato, stratificato storicamente, richiede una quantità enorme di energia per conservarsi. Non posso abbandonare la basilica di Torcello a se stessa, altrimenti crolla, come hanno fatto le case rurali della campagna di bonifica. Non posso abbandonare un pascolo a se stesso, altrimenti diventa una foresta. Devo falciarlo, cioè devo apportare energia per conservare un equilibrio che io ritengo essere il migliore, il più gratificante, il più significativo. Il paesaggio dunque non ha soltanto implicazioni estetiche, ma anche sensoriali. Un paesaggio può infatti subire l'influsso cromatico, luminoso e olfattivo delle stagioni. La nostra campagna è bellissima proprio perché è mutevole nell'arco delle 4 stagioni e ogni stagione ci offre paesaggi che non esercitano su di noi soltanto il fascino estetico della vista, ma anche quello che sollecita gli altri sensi. L'autunno ha un odore particolare, un profumo particolare, che è diverso da quello della primavera o dell'inverno. Alle volte si dice c'è l'aria che profuma di neve. È vero, lo sentirete la prossima settimana quando nevicherà di nuovo. Ci sarà l'aria che sa di neve. Ci sono sensazioni che il paesaggio esercita su di noi, per cui il paesaggio è anche acustico. Se andate in laguna, ci sono gli uccelli svernanti in laguna che emettono musiche invernali che sono diverse dai richiami che emettono gli uccelli che nidificano in laguna, cioè della primavera e dell'estate in sostanza. Va infine considerato l'aspetto soggettivo, come abbiamo detto, ovvero la cultura e lo stato d'animo di chi lo osserva e lo percepisce. Lo stesso paesaggio, colto da un poeta, da un naturalista o da un pubblico amministratore, presenta una fisionomia sostanzialmente diversa. Guardate questo. Sapete cos'è questo qui? È un gabinetto. Sono i servizi dei nostri padri e dei nostri nonni. E il cesso era fuori di casa. Capite il Veneto a proposito? Sì. Io non sono veneto, ma vedete come ho imparato la lingua? Bellissimo comunicare con la lingua di un popolo. Dicevo, questo è un gabinetto. Cosa ci vede un poeta di questo paesaggio? Ci vede, non so, la solitudine di questa costruzione, abbandonata a se stessa in mezzo a un prato. Un naturalista invece vede un prato con una certa fitodiversità, cioè qui sono cresciute erbe magari di un certo interesse botanico. E un pubblico amministratore cosa ci vede? Un'area da urbanizzare chiaramente, le solche un cesso. E quindi capite che lo stesso paesaggio può essere colto in termini diversissimi a seconda della cultura, appunto. Questo l'abbiamo detto, i paesaggi veneti sono compresi fra i 2 estremi che vi indico, cioè fra il Mediterraneo e la tundra, quindi il Veneto è stato definito la fabbrica dei paesaggi e mai definizione fu più calzante. Ovviamente anche la fabbrica dello smantellamento dei paesaggi, perché dopo averli costruiti, come ci diceva
Umberto Dandi Giacomi, i veneti si sono dati da fare per smantellarli e semplificarli, per cui la pianura veneta a questo punto è una marmellata urbanistica formidabile. I paesaggi della campagna trevigiana dipinti da Ciardi o quelli dipinti da Giorgione, ancora molto più indietro, non esistono più in sostanza, se non in angoli che possono essere definiti come esempi di archeologia del paesaggio. Le 8 fasce geografiche sono queste: si parte dalla montagna, dei Dolomiti, si passa alle prealpi, la collina, l'alta pianura, la fascia delle risorgive, la bassa pianura, la laguna e il litorale. Tutto questo praticamente sintetizza l'immagine del Veneto. Le popolazioni che risiedono in ciascuna di queste fasce identificano, scusate il bisticcio di termini, la loro identità con i paesaggi propri di queste fasce. Anche perché sul termine identità è stata creata una confusione incredibile. Qualcuno ha contrabbandato l'idea che l'identità sia il parlare veneto e il maniar poente rosei. Ma quando si va a trovare le colonie di emigranti veneti che sono partite un secolo fa, non si capisce più quello che dicono. Allora che identità è? La lingua cambia. È stato pubblicato un libro grosso così sui termini dialettali di Castelfranco riguardanti la campagna. Ma se venite a San Donà, metà sono praticamente sconosciuti, anche perché voi non dite 555 per dire 555. E quindi la lingua non è l'identità, la lingua evolve. L'identità è l'ambiente, la matrice. È lì che affondano le radici di una cultura e il paesaggio è lo specchio di questa cultura. Cioè se una cultura è evoluta, raffinata e ha trovato la sintonia, la necessaria sintonia con l'ambiente, esprime paesaggi equilibrati di grande struggente bellezza. Questa è la realtà. Se una cultura è aliena o è divenuta tale rispetto al suo ambiente, esprime paesaggi mostruosi come i nostri. E allora di che identità parliamo? La nostra identità sono ormai i paesaggi prossimo-naturali. Quando avremo perduto anche quelli avremo perduto tutto, saremo uguali alla periferia di Milano, perché vi assicuro che se attraversate la Padania da Venezia a Torino, voi non vi accorgete di passare da una regione all'altra molto spesso. Ecco allora le fasce geografiche del Veneto così come le abbiamo esposte. Il litorale, le lagune, la bassa pianura, la fascia delle risorgive che è molto importante, l'alta pianura, le prealpi, e la collina, le prealpi e le Alpi. Vediamo i numeri del Veneto. 18.399 km², se volete trasformarli in ettari moltiplicatelo per 100. Altimetria da 0 a 3.200 metri sul livello del mare. 8 fasce geografiche, i maggiori fiumi sono quelli che leggete, i maggiori insediamenti produttivi sono Verona, Padova e Marghera, le maggiori città sono queste, 581 comuni, 7 province, quasi 5 milioni di abitanti e una densità di 269 abitanti per chilometro quadrato, cioè siamo una realtà densamente umanizzata, al punto che, come vi ho detto, non esistono più paesaggi naturali. Vi illudete quando andate in Cansiglio, ed è un'illusione dovuta all'ignoranza, quando andate in Cansiglio e pensate di trovarvi all'interno di un contesto naturale. Ma quale contesto naturale? I veneziani ci hanno fatto la loro potenza economica sulla foresta del Cansiglio, li ha tagliata tante di che volte che si attaglia un'altra volta e non ricresceva più. E quindi è un paesaggio assolutamente umanizzato quello della foresta del Cansiglio, con i faggi tutti uguali. Affascinante, bellissimo, esteticamente suggestivo, però un paesaggio umanizzato, un paesaggio forestale umanizzato. Per trovare i paesaggi naturali dobbiamo spingerci oltre i 2500 metri, a meno che non abbiano messo una funivia che arriva sulla vetta, come sulle Tofane o in qualche altro luogo, insomma. E anche lì, vedete,
magari il nostro influsso indiretto è arrivato comunque. E questi sono i litorali sabbiosi. Qui appunto passiamo in rivista le 8 fasce geografiche, quindi collocazione tra la linea di battigia e i bacini lagunari, cioè il litorale è quell'esile fascia che ha una profondità massima di 2 km, cioè un'ampiezza massima di 2 km, che fa da frontiera tra l'ambiente sommerso del mare e l'ambiente emerso dentro terra. Ed è una frontiera anfibia, perché le maree che si spostano la linea di litorale di 20, 30 o 40 metri cambiano la geografia temporaneamente. Cioè quando c'è l'alta marea la linea di costa non è più la stessa, è arretrata di 30 metri. Quando c'è la bassa marea magari avanza di 100 metri. E quindi il litorale è una fascia anfibia, è una fascia importantissima, è una tra quelle che ha subito le maggiori trasformazioni d'ambiente. Andate a vedere a Jesolo cosa è successo. Hanno costruito una città lineare sulla prima duna, cioè sull'argine naturale formato dal maggior rilievo dunale, quello che protegge l'entroterra dai venti carichi di aerosol marino, cioè di cristalli di sale, e a costruire condomini sulla prima duna. Tant'è che ogni volta che c'è una mareggiata gli scantinati e le piscine si riempiono di sabbia e di acqua salata, e allora paghiamo i danni, giustamente. Il paesaggio naturale delle dune sabbiose si conserva solo in piccolissima parte a Valle Vecchia. Cos'è Valle Vecchia? È un tratto di litorale lungo 4,5 km non urbanizzato, l'unico rimasto sulla costa veneta, e si trova tra Caule e Libione. Però cosa abbiamo fatto sulle dune a Valle Vecchia? Tanto per, diciamo, mettere ugualmente un tocco di cultura antropica sulle dune, abbiamo piantato le pinete. Questo nell'immediato dopoguerra, cioè tra gli anni 50 e 60, e quindi la duna naturale è diventata un bosco artificiale. Sono pinete figlie della pineta di Ravenna, realizzata dai Romani, e dalla quale sono stati tratti i pinoli per seminare le pinete venete, dopo che quelle medievali erano andate distrutte. Ora, come vedete, la pedologia, qui sono sedimenti, quindi sono sabbie fluviali e marine, incoerenti, il vento le sposta, le dune sono mobili, come quelle del Sahara sul litorale. Perché il vento, che impatta sui litorali del Veneto orientale con una intensità che è inferiore appena del 20% rispetto a quella di Trieste, cioè la Bora, che soffia a 100 km l'ora a Trieste, arriva a 80 km l'ora alla foce del tagliamento. E quindi sposta la sabbia da un versante all'altro della duna, la fa tracimare, e l'asse della duna si sposta in una notte, anche di qualche centimetro. Però c'è una vegetazione speciale che riesce a consolidare le dune, quindi c'è tutta una successione di fasce vegetazionali, dalle meno evolute, cioè da quelle pioniere, a quelle più evolute, ovvero sia dal bosco al bosco retrodunale, che caratterizza la naturalità del litorale sabbioso. Poi c'è un'altimetria che va da 0 a 8 metri, ma com'è possibile che un litorale sabbioso sia alto 8 metri? Perché le dune arrivavano a 8 metri di altezza prima di essere smantellate, cioè erano grandi dune. C'è una pendenza modestissima, un livello di antropizzazione molto elevato, e incredibilmente sul litorale sabbioso ci sono numerosi paesaggi, ovvero sia numerose forme di paesaggio. Pensate un po', in una linea assolutamente esile ci sono paesaggi della battigia degli Arenili, cioè paesaggi di spiaggia. La spiaggia, come sapete, è un deserto del Sahara, non ci cresce pianta e non ci vive animale. In compenso ci vanno gli umani ad arrostirsi, no? Ci sono le dune grigie, le depressioni interdunali, i boschi termofili e le boscaglie igrofile, le pinete antropiche, l'urbanizzazione balneare e le scogliere a pettine e anti-erosione. Cioè, ci sono elementi e situazioni paesaggistiche molto diversificate in un contesto geografico che invece è estremamente limitato. Andiamo in fretta così ne vediamo
almeno altre due di fasce geografiche. Ecco, guardate, questo cesto di Ammofina è cresciuto al limite interno della spiaggia, ma verrà presto sommerso dall'azione del vento. E queste sono le dune in corso di formazione. E sono i relitti portati dal mare che determinano la formazione delle dune. Basta un albero spiaggiato, portato dai fiumi, poi restituito dal moto ondoso, per fare da ostacolo al vento, in modo tale che la sabbia comincia ad accumularsi intorno al corpo ligneo, formando alla fine un rilievo dunare. Ecco, anche questi sono elementi portati dai fiumi, e queste è il topo antropico praticamente. Cioè, ma perché dobbiamo arrenderci all'idea che possano esserci dei paesaggi belli e puliti? Scusate, noi non siamo belli e puliti, non lo siamo culturalmente innanzitutto, e allora trasformiamo i paesaggi a nostra immagine e somiglianza, giustamente. E poi ci sono i turisti, e quando si vuol fare una passeggiata sul litorale, dove la si fa? Ma sulla prima duna, che è la più fragile, la più importante, e lì si fa lo sbancamento per fare la passeggiata per i turisti. E poi ci siete voi, parlo dei maschi, ma forse anche qualche donna, che la domenica non sapete dove andare e andate sulle dune a fare gli Indiana Jones con la moto da cross, no? E allora trasformate il paesaggio così, che è anche carino da vedere. Cioè, se la vede il direttore della Biennale di Venezia e dice: ma questa è un'installazione d'arte, caspita, la portiamo alla Biennale. No, queste sono semplicemente dune demolite da una frequentazione impropria. In realtà il nostro litorale presenta situazioni che sono simili alla savana. Questa è una savana, mancano solo le giraffe. Per fortuna non le abbiamo ancora portate, ma se aspettate qualche anno farete in tempo a vederle, c'è anche il riscaldamento globale. Ma dicevo, sono situazioni straordinariamente interessanti. Qui ci sono orchidee selvatiche, ecco l'identità del nostro territorio, mannaggia. Ragazzi, le orchidee selvatiche, capite? Cioè quelle che voi non avete mai visto e mai considerato. Fiori che sono capolavori dell'evoluzione naturale, delicatissimi, espressioni di assoluta integrità ambientale. A Bibione, sulle dune fossili d'epoca rinascimentale, ce ne sono 22 specie. È uno dei territori più dotati del Veneto, il più dotato di pianura. Nessuno degli amministratori se n'è mai occupato. Sono i naturalisti, cioè gli ultimi, quelli che non vengono ascoltati giustamente da nessuno perché sono portatori di una cultura diversa, che non è antropocentrica finalmente, cioè che non considera solo il Giorgione e il Colosseo, capite? Ma che considera anche qualcos'altro. Mi sto sfogando, ma insomma, una volta tanto. Questi sono i boschi spontanei del litorale, questi sono le pinete artificiali, come vedete. E poi ci sono le lagune, e le lagune, signori, sono una cosa seria, nel senso che abbiamo avuto Venezia, cosa volete che vi dica? Nel Mediterraneo non ci sono molte lagune, ma quella caratterizzata dalla maggiore escursione di marea, mediamente 80 cm, si trova appunto nel Golfo Adriatico, e in Tunisia ce ne sono alcune che hanno la stessa escursione di marea. Ebbene, nell'Alto Adriatico è stata realizzata a Venezia, è stata realizzata su un fondale lagunare incoerente, quindi la prima gigantesca trasformazione è stata la palificazione dei fondali lagunari. Per questo servivano le foreste del Cadore ai veneziani. Sotto al ponte di Rialto ci sono 10.000 tronchi di larice, cioè c'è una foresta cadorina per sostenere una struttura pesantissima che è appunto il ponte di Rialto. Intelligentemente poi hanno fatto il ponte di Calatrava, non l'hanno appoggiata sui pali infissi nel fondale, l'hanno appoggiata alle sponde, e ovviamente le sponde si aprono. Ma questi sono gli architetti moderni, che sono dei geni. Allora dicevo,
La laguna ha subito profondissime trasformazioni ambientali, eppure quando ci andiamo abbiamo la percezione di un paesaggio prossimo naturale. Ci sono scorci lagunari che sono fantastici. Allora lievito questi parametri e vi mostro alcune immagini della laguna. Si vedono male, ma riuscite a capire, insomma. Questa è la laguna aperta che vi ho mostrato prima, con le prealpi carniche e le bricole cosiddette. Queste sono le barene, cioè sono isole tabulari che vengono sommerse solo dalle maggiori maree, ma sono generalmente emerse, coperte di vegetazione erbacea di tipo alofilo, cioè che sopporta il contatto delle radici con il sale marino, che è essenziale per qualsiasi pianta. Erano pascoli preziosi per i veneziani, che avevano dovuto sviluppare un'economia autarchica. Infatti ci mandavano a pascolare le mucche. C'è una valle che si chiama Grassabò, ingrassa buoi, per dire. Poi ci sono i paesaggi piscatori, guardate che meraviglia, ma chi altro al mondo? Bisogna andare in Cina per trovare dei paesaggi così. Eppure il turista di consumo, il giapponese che atterra all'aeroporto Marco Polo, praticamente consuma a Venezia in 2 giorni e se ne va e non vede nulla di tutto questo, cioè del presupposto ambientale, paesaggistico di Venezia non vede nulla e dunque non capirà nulla, salvo i schiti dei colombi praticamente. Questo è un paesaggio piscatorio con le reti e serraggia e questi sono tutti pali di castagno, quindi portati dalla collina, perché il castagno resiste bene essendo un legno tannico all'immersione. Le valli da pesca hanno paesaggi da mondo a parte praticamente, perché sono superfici lagunari arginate, quindi escluse all'accesso pubblico, in cui si pratica l'itticoltura, quindi hanno un paesaggio speciale e una speciale conservazione dell'ambiente. Signori, ci sono situazioni nella laguna di Venezia da parco nazionale africano. Poi avete mai visto una valle da pesca con 3000 fenicotteri rosa, 200 spatole, garzaie con 200 nidi di airone e cenerino e così via? Ma ci sono lì. Poi c'è il paesaggio dei canneti, quello che Venezia temeva moltissimo. Perché hanno deviato i fiumi veneziani? Perché i fiumi portavano le acque dolci, e le acque dolci portavano la canna di palude e formavano oggetti deltizi che rischiavano di tagliare in 2 la laguna e di impedire i flussi e riflussi di marea, che erano quelli che garantivano l'assenza della zanzara anofele, cioè della malaria, il malaere. I veneziani avevano capito che quella terribile avversità era legata alle acque stagnanti e paludose, però attribuivano l'infezione ai miasmi che esalavano dai fondali in putrefazione, non al plasmodio trasmesso dalla zanzara anofele, ma insomma c'erano quasi arrivati. I paesaggi urbani della laguna sono specialissimi, andate a Burano e ve ne renderete conto, ma anche a Murano. Poi ci sono i paesaggi industriali, come diceva prima Alberto Zandi Giacomi, volendo costruire un aeroporto internazionale, dove l'hanno fatto? Ma ovviamente sulla laguna, hanno imbollito qualche decina di ettari di laguna. Volendo costruire una zona industriale importante, dove l'hanno fatta? A Marghera, imbonendo una superficie di barena di centinaia di ettari. E vale a vedere che è stata una fortuna che l'abbiano fatta a Marghera, perché i progetti industriali dell'Ottocento prevedevano gli stabilimenti industriali nella città di Venezia. Marghera cosa ha fatto? Ha creato un suo paesaggio intorno alla laguna, 20 discariche di fanghi tossici, colline a volte, che hanno modificato il paesaggio, gli hanno dato un'impronta post-industriale in sostanza. Facciamo questa e poi penso che il tempo sia scaduto, anche perché sarete stanchi. La bassa pianura. La bassa pianura è il nostro contesto geografico. Noi qui siamo appena oltre la fascia delle risorgite, insomma. Pisside nasce a Casacolva, a Piombino d'Ese, comune di Vedelago, quindi pochi chilometri a est. Oltre
più a nord c'è l'alta pianura, a valle c'è la bassa pianura. La bassa pianura è alluvionale, l'alta pianura è diluviale. Sarebbe a dire che la bassa pianura è formata di sedimento fine portato e accumulato dai fiumi nell'ultimo post-glaciale, cioè negli ultimi 12.000 anni. Ma questo sedimento ha una potenza, cioè uno spessore, che raggiunge gli 800 metri in provincia di Padova. Cioè a dire, noi viviamo alla superficie di un materasso sedimentario che poggia sulle rocce primigenie, che è spesso 800 metri. Questi 800 metri sono dolomite polverizzata, che il Piave, la Brenta, l'Adige, poi il tagliamento più a est hanno portato dalla montagna al piano, accumulandolo in migliaia di anni. Allora la bassa pianura è formata da argille, limi e sabbie mescolate, quindi i suoli sono molto diversi, ci sono zone completamente argillose dove vedete piantati i vigneti in genere, la terra è quasi sempre argillosa. Dove invece si coltiva il grano, la soia, eccetera, la terra è di medio impasto, quindi friabile. Dove si coltivano gli ortaggi è sabbiosa. E quindi il tipo di coltura, il tipo di paesaggio agrario è influenzato direttamente, ancora una volta, dalla matrice ambientale, cioè dalla natura dei suoli. La pendenza è modestissima, 0,5 e 1 per 1000 significa che bisogna fare 1 chilometro trasversalmente perché la quota cambi di 1 metro. La pianura è piatta in sostanza, mentre l'alta pianura, che è formata dai ciottoli dei fiumi, è molto più inclinata. A Vedelago, dove ho fatto un'esperienza didattica circa 20 anni fa, c'erano le cave collocate a monte del territorio comunale in cui la falda era, diciamo, profonda alcuni metri rispetto al piano di campagna. 10 km più a valle, le cave che si trovavano al margine sud del territorio comunale avevano l'acqua a livello del piano di campagna, e questo ci dava la percezione della pendenza, appunto, del piano planiziale. Vediamo alcune immagini. Ecco, le campagne di bonifica devono tutto a queste strutture, cioè se non ci fossero le idrovore, a proposito